Assieme alla sua torre e alla provvederia, alle sue chiese e alle altre vestigia del passato, Mestre ha un cuore antico, bellissimo e importante. Questo cuore si chiama Villa Erizzo, voluta sul finire del Settecento dal nobile veneziano Paolo Erizzo e divenuta dal 2013 Biblioteca Civica Vez. Un punto di riferimento importante per cultura e memoria, ma anche per informazione, intrattenimento e innovazione. L'impatto con l'ingresso è piacevolmente anni 30. Fu il conte Giuseppe Volpi di Misurata a volerlo così per installarci gli uffici della sua SADE, la Società Adriatica di Elettricità. Proprietà della famiglia Bianchini fin dal 1824, Villa Erizzo fu anche quartier generale austriaco durante la sommossa di Mestre e Venezia nel 1848. Quando un utente entra in Vez si rende subito conto di essere in una biblioteca diversa rispetto alle altre biblioteche della rete, perché la Vez è il cuore della rete Biblioteche Venezia, che è una rete di 18 biblioteche e di una biblioteca itinerante che è il nostro Bibliobus. La Vez è la prima biblioteca pubblica della terraferma, fondata appunto nel 1953 perché questa era l'esigenza della città, un bisogno culturale forte. Una persona che entra in Vez vede una collezione di 170.000 volumi. Troviamo un'emeroteca, quindi con quotidiani, con periodici, con riviste. Troviamo la saggistica, troviamo una collezione di libri antichi e fondi speciali e di pregio, come il fondo Biblioteca dei Ragazzi Maria Pezzè Pascolato, il fondo appunto che conserva ciò che rimane dell'antica biblioteca, della prima biblioteca dei ragazzi d'Italia. Troviamo fondi antichi provenienti dalla Biblioteca Popolare Circolante di Murano e di Burano. Troviamo qui conservato il fondo della Banda Municipale di Venezia. Gli Erizzo, conosciuti anche come Erizzo, furono una antica famiglia patrizia veneziana, le cui vicende si intrecciarono strettamente con i destini della Serenissima attraverso alcuni dei suoi esponenti, come Paolo Erizzo, podestà di Negroponte, che finì segato vivo dai turchi, a metà secondo la leggenda, dopo l'assedio dell'isola avvenuto nel 1470, o il doge Francesco Erizzo, che volle il suo cuore sepolto a San Marco, dove si trova ancora oggi, sotto a una piastra che reca impressa l'immagine di un riccio, simbolo della casata. Il riccio è diventato simbolo anche della Vez Junior, perché nella sua apparente austerità Villa Erizzo cela uno spirito bambino. È quello della Biblioteca dei Ragazzi, il cui primo nucleo fu voluto ai primi del Novecento da Maria Pezzè Pascolato, che creò la prima biblioteca per ragazzi d'Italia. Oggi conta quasi 25.000 volumi, e poi gialli, fumetti, DVD, materiali didattici riservati ai più giovani. La Vez conserva ed espone nelle sue sale anche 400 opere di pittura, scultura e oggettistica di arte contemporanea della seconda metà del Novecento. Opere approdate a Villa Erizzo grazie alla donazione di artisti e membri dell'associazione Verifica 8+1. La Vez è cuore della rete, quindi è anche centro di servizi. Qui abbiamo il centro servizi per il catalogo, per l'organizzazione di eventi, di manifestazioni, di rassegne e
raccoglie soprattutto una grande preferenza da parte degli studenti, ma anche dei tanti lettori che qui prendono a prestito dei libri. Troviamo quindi un flusso che arriva a toccare anche le 200.000 presenze l'anno. La Vez si appresta ad aprire degli spazi modernissimi sul grande cortile retrostante, una vasta estensione di vetro e metallo destinata a tutti, anziani, bambini, famiglie, che conterrà sale da studio, una sala conferenze, una caffetteria e che costituirà la maniera più efficace e straordinaria per superare l'era del Covid. Con una curiosità finale, la Vez di Mestre è una delle poche biblioteche al mondo, forse l'unica, con annessa cappella. E la cappella dell'antica villa dedicata alla Madonna non è un luogo qualsiasi. Qui si raccolse in preghiera Papa Pio VI durante una visita sul finire del Settecento che lo vide banchettare con Paolo Erizzo davanti a un desco imbandito con 1330 ostriche, 500 chele di granchio, 24 cavolfiori, 60 allodole, 60 finocchi e 70 pollastri, il tutto ovviamente innaffiato con del buon vino. Chissà, forse pregò per scongiurare la più grande indigestione della sua vita.